Settimo giorno. Essere figli, giustizia e dignità. I figli si fidano, i figli si affidano, e una madre è vicina, sempre. La vedi anche se non c'è. E noi siamo capaci di vederla? Beato è chi vede con il cuore. Nostra Signora di Aparecida, i piccoli pescatori Domingos, Feliz e Joao. All'alba del 12 ottobre 1717, Domingo Garcia, Felipe Pedroso e Joao Alves spinsero la loro barca nelle acque del fiume Paraíba, che scorreva presso il loro villaggio. Non sembravano aver fortuna quella mattina, per ore gettarono le reti senza pescare nulla. Avevano quasi deciso di rinunciare quando Joao Alves, il più giovane, volle fare un ultimo tentativo. Gettò dunque nelle acque del fiume la sua rete e lentamente la tirò su. C'era qualcosa, ma non era un pesce. Sembrava piuttosto un pezzo di legno. Quando lo liberò dalle maglie della rete, il pezzo di legno si rivelò essere una statua della Vergine Maria, purtroppo priva della testa. Joao gettò di nuovo la rete in acqua e questa volta, ritirandola su, vi trovò impigliato un altro pezzo di legno di forma arrotondata che sembrava proprio la testa della stessa statua. Provò a mettere insieme i due pezzi e si accorse che combaciavano perfettamente. Come obbedendo ad un impulso, Joao Alves gettò nuovamente in acqua la rete e, quando provò a tirarla su, si accorse di non riuscirci perché era piena di pesci. I suoi compagni gettarono le reti in acqua a loro volta e la pesca di quel giorno fu veramente abbondantissima. Una madre vede le necessità dei suoi figli. Maria ha visto le necessità dei 3 pescatori ed è andata loro in soccorso. I figli le hanno dato tutto l'amore e la dignità che si può dare a una madre. Hanno messo insieme i 2 pezzi della statua, l'hanno posata su una capanna e ne hanno fatto un santuario. Dall'alto della capanna, la Madonna Aparecida, che vuol dire apparsa, ha salvato un suo figlio schiavo che scappava dai padroni. Ne ha visto la sofferenza e gli ha restituito dignità. E oggi quella capanna è il più grande santuario mariano del mondo e porta il nome di Basilica di Nostra Signora di Aparecida. Maria, madre che vede. Tu che hai visto la sofferenza dei tuoi figli maltrattati, a iniziare dai discepoli, ti poni accanto ai tuoi figli più poveri e perseguitati. A loro ti sei avvicinata, a loro ti sei manifestata. Non nasconderti dallo sguardo di una madre. Lei vede anche nei tuoi desideri e bisogni più nascosti. Maria Santissima è uno specchio di dignità umana pienamente realizzata, silenziosa, ma potente ispiratrice per un senso giusto del vissuto sociale. Riflettere sulla figura di Maria in relazione a questi temi ci svela una prospettiva profonda e sorprendentemente attuale. Guardiamo a Maria, la donna piena di dignità, come un dono che per noi oggi ci aiuta a guardare questa sua purezza originale, che non la pone su un piedistallo inaccessibile, ma rivela Maria nella pienezza di quella dignità a cui tutti ci sentiamo un pochettino attratti, chiamati. Contemplando Maria vediamo risplendere la bellezza e la nobiltà, precisamente la dignità dell'essere umano, creato ad immagine e somiglianza di Dio, libero dal giogo del peccato, pienamente aperto all'amore divino. Una umanità che non si perde nei dettagli, nelle cose superficiali. Possiamo dire che il sì libero e consapevole di Maria è quel gesto di autodeterminazione che eleva Maria a quella che è a livello della volontà di Dio, entra in qualche modo nella logica di Dio. La sua umiltà poi la rende ancora più libera, lungi dall'essere sminuente. L'umiltà
La umiltà diventa la consapevolezza della vera grandezza che viene da Dio. Ecco allora questa dignità, Maria, ci aiuta a guardare come noi la stiamo vivendo nella quotidianità della vita. Il tema della giustizia sociale può apparire meno esplicito, però da una lettura attenta, contemplativa del Vangelo, specialmente dal Magnificat, riusciamo a captare, a sentire, a incontrare quello spirito rivoluzionario che proclama l'abbattimento dei potenti dai troni e l'innalzamento degli umili, cioè il rovesciamento delle logiche mondane e l'attenzione privilegiata di Dio verso i poveri, gli affamati. Parole che sgorgano da un cuore umile, pieno di Spirito Santo. Possiamo dire che sono un manifesto di giustizia sociale ante litteram, un'anticipazione del regno di Dio, dove gli ultimi saranno i primi. Contempliamo Maria, affinché ci sentiamo attratti da questa dignità che non si limita a chiudersi in se stesso, ma è una dignità che nel Magnificat ci sfida a non rimanere chiusi nelle nostre logiche, ma diventiamo aperti, lodando Dio, cercando di vivere il dono ricevuto per il bene dell'umanità, con dignità per il bene dei poveri, per il bene di quelli che sono gli scartati della società. E noi ci nascondiamo o diciamo tutto come fanno i bambini? Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Simone, Quanti anni hai, Simone? 13. Mi chiamo Sofia e ho 13 anni. Silvia, Quanti anni hai? 11. Mi chiamo Cecilia e ho 13 anni. Tu per cosa ti sei affidato alla Madonna? Quando ho perso mio nonno ho iniziato a pregare un po' di più, diciamo, le ho chiesto di poter vivere al meglio il mio tempo con i parenti che mi restavano. La Madonna ti ha ascoltato? Sì, Ha accolto questa tua preghiera? sì, credo di sì. Allora, mamma è la mia migliore amica. Le racconto sempre tutto. Per me c'è sempre più di una mamma, secondo me. Più di una mamma, cosa vuol dire? Che ogni cosa lei c'è, posso raccontare tutto senza vergognarmi rispetto a chi magari ha un rapporto un po' più separato, diviso con la mamma. Ma Freddo. tutto. Ah, beh, bello. Quindi lei sa sempre come stai, come ti senti? Sì, sempre. Ogni cosa le vado a raccontare perché so che è il mio posto sicuro, so che su di lei posso contare sempre. Senti, alla Madonna invece chi è per te, secondo te? Io l'ho conosciuta in questa scuola perché prima non lo sapevo e secondo me è una persona molto speciale, sentendo gli altri, le maestre, i prof, parlarne. La senti la vicinanza della Madonna da quando l'hai conosciuta o no? Sì. Sì? E le racconti qualcosa alla Madonna la sera? Mhm. Cosa le racconti? Cosa è successo un po', dico. La tua giornata? Le racconti le cose belle o solo le cose brutte? Un po' tutto. Un po' tutto? E lei ti risponde ogni tanto? Sì? La Madonna, chi è per te? La Madonna è un po' come se fosse la mia migliore amica, perché di lei anche magari quando faccio una preghiera parlo di tutto e mi sento molto a mio agio perché comunque non è davanti a me ed è facile parlare completamente di tutto. È facile parlare perché non la vedi? Esatto. E invece è un po' più difficile parlare con le persone che vedi, che hai di fronte? Sì, perché le devi guardare negli occhi e dirle quello che cioè è più difficile dirgli qualcosa, ecco. E la Madonna ti risponde? Non la sento, ovviamente, ma un po' sì, è come se mi rispondesse. Ti sei sentita mai abbracciata dalla Madonna? Sì, Sì? sì, molto. Soprattutto nei momenti più difficili. Ti viene in mente un episodio, una cosa che ci vuoi raccontare?
Quando ho avuto un periodo un po' giù, che è stato infatti quest'anno, le parlavo comunque nella mia testa e le dicevo quello che non andava e lei è come se mi avesse abbracciata, mi ha ascoltata, mi ha abbracciata, è stata di fianco a me in quel periodo. La preghiera di un figlio che ha paura. Maria, tu che ti mostri a chi sa vedere, rendi il mio cuore capace di restituire dignità. Nell'ora della prova, guarda le mie mancanze e colmale. Nell'ora della fatica, guarda le mie debolezze e sanale. Nell'ora dell'attesa, guarda le mie insofferenze e curale. Così che io, guardando i miei fratelli, possa guardare le loro mancanze e colmarle, vedere le loro debolezze e sanarle, sentire le loro insofferenze e curarle, perché nulla cura come l'amore e nessuno è forte come una madre che cerca giustizia per i suoi figli. E allora anche io, madre, mi fermo ai piedi della capanna, guardo con occhi fiduciosi la tua immagine e ti prego per la dignità di tutti i tuoi figli. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Beato chi vede con il cuore,